Allora, Presidente Revellato, dicevamo 9 punti per voi importanti, quasi imprescindibili, insomma, quali sono? Beh, il primo è ovviamente quello che riguarda la redditività delle aziende agricole. Cioè? Su questo noi crediamo che sia importante quello che sono i contributi che arrivano all'agricoltura, ma sia soprattutto importante fare un ragionamento rispetto a quello che abbiamo definito la reciprocità commerciale. Cioè, all'interno dei flussi commerciali internazionali è necessario che vengano posti dei limiti alle materie prime che arrivano dall'esterno dell'Europa e che non rispettano quella qualità che viene richiesta alle nostre aziende agricole e che comporta per forza di cose un aumento del costo e comunque una riduzione della produzione. Per cui rendere possibile all'interno del libero mercato la possibilità di giocare ad armi pari, se così vogliamo dirla, cioè permettere ovviamente nel commercio internazionale di far entrare quelle materie prime che però rispettino quegli elementi base che noi come Europa riteniamo base rispetto alle coltivazioni. Questi riguardano l'utilizzo di alcune sostanze di fitofarmaci, di agrofarmaci, ma anche il rispetto delle condizioni di lavoro e della retribuzione dei lavoratori nel nostro settore. Ecco, tanti cittadini che non sono a conoscenza nel dettaglio pensano che già sia così. Dal momento in cui tu sei in Europa, quello che entra in Europa deve rispettare delle normative che sono applicate in Europa anche per chi ci lavora, per chi produce, no, ma non è così. Non è così, guarda, la cosa più semplice per spiegare questa cosa qua, diciamo l'esempio più eclatante, è quello che per esempio nei nostri territori non è permesso utilizzare gli organismi geneticamente modificati, gli OGM, ma nella borsa merci di Bologna vengono quotati anche di importazione ovviamente le coltivazioni OGM che arrivano dall'estero a destinazione animale, a destinazione uso animale ovviamente. Quindi di conseguenza gli animali si nutrirebbero di queste sostanze geneticamente modificate? Comunque sono all'interno del nostro mercato, certo i mangimifici, le aziende di produzione di mangimi utilizzano anche derrate agricole che arrivano dall'estero e dall'estero arrivano anche organismi geneticamente modificati. Con questo tipo invece, cioè facendo una parificazione di trattamento, però si potrebbe rischiare che magari entrano non geneticamente modificati ma li fanno pagare il doppio e poi magari gli allevatori hanno bisogno comunque di questo mangime perché non ne trovano e devono pagarlo molto di più. Guardi, l'equilibrio rispetto a queste cose è estremamente difficile, d'accordo? Cioè, il dato però è che chi produce all'interno dell'Europa ha la necessità di avere un livello di pagamento dei propri prodotti che sia commisurato a quello che sono i costi di produzione che noi abbiamo. Su questo bisogna dire che come organizzazione abbiamo richiesto che venga inserito un ragionamento sul costo medio per la determinazione del prezzo di vendita dei nostri prodotti e il governo su questo, prima abbiamo detto le cose negative, adesso diciamo le cose positive, perché appunto quando diciamo di non essere ideologici lo siamo anche noi in pieno, è stato estremamente attento ad inserire una norma nel quale vengono riconosciuti all'interno della normativa sulle pratiche sleali la parametrizzazione, cioè prendere come parametro il costo di produzione che noi agricoltori abbiamo e su quello calcolare la vendita all'interno della grande distribuzione. In questo modo non si potrà andare al di sotto di un certo costo, di un certo prezzo di acquisto per le materie prime europee, italiane in particolare. Questo lo riteniamo una cosa fondamentale che abbiamo richiesto più volte, che è stata accolta e che riteniamo importantissima. Allo stesso modo noi chiediamo a livello europeo che questa normativa venga assunta ovviamente nel ruolo europeo, per cui rispetto a quello che sono i commerci internazionali e quindi l'elemento della reciprocità. Noi abbiamo degli obblighi da seguire per la produzione, è giusto che le derrate agricole che entrano dall'estero siano soggettate agli stessi obblighi. Chiaro, c'è un messaggio: l'imprenditoria si sviluppa tramite programmazione e questo ce lo insegnano tutte le scuole di economia aziendale, ma se non posso programmare, come posso sviluppare la mia azienda?
E quindi la certezza delle norme che però è fondamentale, è fondamentale, soprattutto in un settore ad alto investimento quale il nostro. Riconoscimento delle aree rurali quale presidio strategico per il futuro delle popolazioni dell'Unione Europea. Cosa significa? È un altro dei vostri punti. Secondo punto, punto importantissimo che ci qualifica anche come organizzazione, nel senso che noi riteniamo che l'agricoltura non solo sia necessaria sotto il profilo della buona produzione di cibo per il cittadino, ma che svolga un ruolo importante per tutta la comunità, soprattutto in quelle aree marginali che altrimenti sarebbero abbandonate. Parliamo della montagna, parliamo della collina, parliamo anche delle zone periurbane nelle quali ci sono importanti appezzamenti di terreni che, se non ci fosse l'agricoltura, sarebbero abbandonati e lasciati a loro stesse, con ricadute estremamente, diciamo, gravi rispetto a quello che è sia la bellezza del nostro territorio, ma anche sotto il profilo idrogeologico, ma anche della sanità poi delle zone. Insomma, il campo incolto non è né bello né salubre. L'attività agricola quindi permette non solo la produzione di cibo ottimo, quale noi siamo capaci di fare, ma permette anche una gestione del territorio che ha una ricaduta positiva su tutta la popolazione, ma anche sulle altre attività produttive. Quindi noi riteniamo che l'elemento, diciamo, di valorizzazione delle aree marginali e rurali, e quindi della popolazione che è all'interno di quelle zone, sia un elemento sul quale l'Europa deve prendere posizione e deve aiutare quelle zone. Non siamo fatto solo di centro città, ecco, detto con uno slogan. A me non piacciono gli slogan, però è necessario riaffermare l'elemento importante del ruolo dell'agricoltura per il territorio, per l'economia e per l'ambiente, e su questo l'Europa deve giocare il suo ruolo. Un altro aspetto importante, qui passerei la parola a lei Presidente. Il suolo è elemento fondamentale per la produzione agricola e per la sicurezza alimentare nell'Unione Europea, quindi voi fate una proposta anche di direttiva, vero, per un monitoraggio di questo? Sì, la nostra proposta di direttiva è di cercare di accelerare i tempi sulla legge nazionale per azzerare il consumo del suolo. Perché dico questo? Perché abbiamo visto nell'ultimo periodo come la regione Veneto, che è una tra le regioni più cementificata, e Padova è anche tra le prime cementificate d'Italia, che con queste bombe d'acqua purtroppo noi agricoltori ci troviamo a dover combattere con questa cosa. Poi tra 2 mesi avremo magari l'opposto, dove non avremo più acqua, quindi va bene gli invasi, però probabilmente non bastano. Quindi si dovrebbe fare un ragionamento di aumentare gli invasi, sicuramente anche per il trattenimento dell'acqua nel futuro, nei prossimi mesi, insomma. Ecco, perché quando si verificano situazioni come queste che vediamo nelle foto, danneggiano l'agricoltura, vero? Sì. Perché non dicono è piovuto, quindi va tutto bene, invece purtroppo ci sono delle produzioni orticole e anche di frutta che possono ricevere danni ingenti. Qui vediamo i vigneti completamente sott'acqua, ma basta che usciamo nelle nostre campagne e vediamo subito quello che succede, non solo nel Padovano ma nelle zone del Vicentino, adesso in questi giorni in particolar modo, nella Bassa, no? Sì, perché purtroppo con le alluvioni, quando c'è ristagno dell'acqua, la pianta soffre chiaramente, e quindi ci troviamo a dover riseminare quel tipo di produzione, se riusciamo, perché a volte non si riesce neanche. Cioè, io ho orticoltura e vedo che ho grosse difficoltà in questo momento, le ho avute anche in passato per alcuni prodotti, cioè tipo i piselli non mi nascevano mai, perché con troppa acqua chiaramente il seme si marcisce, non riesce a crescere. Certo, ma tanti non addetti ai lavori, quindi pongo a lei la domanda, Presidente, ma anche a lei potrebbe essere, per parlato appunto di produzioni orticole per esempio. Ci sono delle zone all'estero, fuori dalle logiche, che hanno delle produzioni interessanti nonostante condizioni avverse, decisamente avverse dal punto di vista climatico. E pensare progressivamente, voi che siete anche giovani, a ipotizzare un modo diverso, progressivo, di fare agricoltura per cercare di assecondare questo clima che cambia e trarne beneficio invece che danno continuo, perché mi sa che non è che andremo in meglio.
Allora, è possibile ipotizzare questo? Proprio glielo chiedo come provocazione, ma da non addetti ai lavori, come tanti che altri peraltro ci scrivono, ci mandano messaggi e osservazioni. Allora, esistono delle interessanti iniziative di utilizzo di coltivazioni non legate all'utilizzo della terra. Parliamo della coltivazione fuori suolo, per esempio, esatto, o di coltivazioni protette come può essere in serra. Allora, qua bisogna un po' che capiamo la situazione. Allora, le serre nel nord Europa sono estremamente utilizzate per questioni meteorologiche, diciamo storiche, non hanno le primavere, non hanno le estati che abbiamo noi nel Mediterraneo, per cui avevano una necessità per la produzione legata alla creazione di colture protette, per cui in qualche modo appunto all'interno di serre, all'interno di ambienti che sono isolate dal resto dell'ecosistema, nel quale poter coltivare, regolare la temperatura, l'umidità, certo, l'irraggiamento solare attraverso le lampade e queste cose qua. Noi non abbiamo questa necessità, perché fortunatamente il clima mediterraneo ci permette, adesso sta cambiando molto velocemente e sono domande sulle quali bisogna ragionare, non sto dicendo che siano domande diciamo sbagliate. Però è anche vero che noi, per la fertilità dei suoli che abbiamo, soprattutto per quanto riguarda la pianura padana e per la tipologia di clima che abbiamo, non ci siamo mai posti la necessità di dover utilizzare strutture o di andare sulla coltivazione fuori serra, se non per alcune tipologie di coltivazione come possono essere i piccoli frutti, le fragole e queste cose qua. Diciamo che tendenzialmente i nostri terreni, la risorsa, la ricchezza più grande che abbiamo nel nostro territorio sono dei terreni estremamente atti alla coltivazione e quindi non ci si è mai posta l'elemento di creare coltivazioni fuori suolo. Abbiamo sempre utilizzato il suolo. Di recente gli investimenti sulle serre sono stati anche importanti, però è chiaro che poi le serre in qualche modo vanno a modificare anche quello che è l'accumulo dell'acqua, no? Per cui la tematica va sempre guardata, come dire, con estrema attenzione e con estrema conoscenza, perché si rischia sempre di andare a modificare degli elementi che implicano anche per esempio delle modifiche rispetto a quello che è la rete idrica, come diceva la Presidente Scarabello, rispetto a quanto riguarda la possibilità di portare via l'acqua quando arriva con fenomeni così tanto intensi come abbiamo visto negli ultimi giorni. Noi abbiamo un sistema idrico che è tarato per una certa tipologia di precipitazioni. Quello che abbiamo assistito negli ultimi periodi, al di là del prolungato periodo di piogge, è stato anche un elemento, come dire, di forte intensità di precipitazioni, cioè tanta acqua in poco tempo. Il nostro sistema idrico, soprattutto quello diciamo periferico, è tarato per portare via un certo quantitativo di acqua e essendo le precipitazioni più alte di quel quantitativo d'acqua, dopo ci troviamo nelle situazioni che abbiamo visto, con le coltivazioni sott'acqua che provocano tutta una serie di ripercussioni alle piante per la parte di sviluppo, ma anche fitosanitarie, per cui ritorniamo sulla tematica della difesa poi della coltura, certo, e della possibilità di utilizzo dei fitosanitari per arrivare a una produzione di qualità che devono essere ragionate assieme. Quindi è interessante la coltivazione protetta o fuori suolo? Sì, con alcuni ragionamenti dietro. La parte energivora, per dirne un'altra, certo, cioè la coltivazione fuori suolo ha una parte di utilizzo di energia, come può essere la idroponica o l'acquaponica, che come dire, è estremamente superiore all'utilizzo dell'energia che si ha nella coltivazione a suolo rispetto all'utilizzo delle energie. Siccome l'energia è un'altra delle tematiche, tutto questo elemento qua deve essere un attimo ragionato, ecco. Chiaro. Andiamo alla pubblicità, poi torniamo con lei appunto perché ci deve essere una gestione a livello europeo comune della risorsa idrica, quello un po' chiedevate. In pochi secondi poi siamo di nuovo con voi.